come sapete, la cosa più importante che facciamo è la tenuta del registro delle imprese, questa anagrafe di tutte le imprese italiane completamente in digitale, che poi è tenuta qua dietro, quindi chi di voi poi avrà l'opportunità di fermarsi, vi faremo vedere anche il data center. È uno dei due data center, quello di Disaster Recovery a Milano, che tiene tutta l'infrastruttura del registro delle imprese di tutte le camere di commercio italiane. Infocamera è una società di innovazione, di digitale, è nata a Padova. Mi piace raccontare quando l'allora ministro Don H. venne qua e c'era il professor Volpato che doveva convincerlo a fare questa cosa. In quel tempo lì le camere di commercio erano come tante amministrazioni oggi, ognuna una singola amministrazione su territori, e si racconta che lo convinse con una domanda, perché molto spesso sono le domande sono più importanti delle risposte. Gli chiese che se lui avesse dovuto portare l'acqua in tutte le case di una città, se avrebbe costruito 1000 pozzi o costruito un acquedotto, no? E qui nacque quest'idea di collegare tutte le pubbliche amministrazioni e di condividere un unico data center, tutti i sistemi informatici, e quindi fare un solo pozzo e poi tanti acquedotti. Credo che questa sia ancora oggi un paradigma molto valido. Ecco, do solo due parole, poi lascio la parola a Gianni Potti di Digital Meet, con cui noi ormai siamo una parte storica da quando è nata questa iniziativa. Qui ci lavorano in Infocamere 1000 dipendenti, nella sede di Padova sono circa 550, tutti di provenienza IT. È una società da 120 milioni di euro, è il valore della produzione, a EBIT zero, perché come non abbiamo ovviamente scopo di lucro, e reinvestiamo circa 8-10 milioni all'anno in innovazione e in digitale. Questo ci permette, quando viene una norma, ad esempio il giorno stesso in cui la norma è fatta è attuata. Sapete, in questi giorni è partito il titolare effettivo, quindi tutte le imprese devono dichiarare che è il titolare, chi detiene il controllo, no? Questa è una cosa molto importante, soprattutto ai fini dell'antiriciclaggio e della legalità, e quindi stanno arrivando da qualche giorno tutte le pratiche, c'è 2 mesi di tempo, e anche su questo adempimento, insomma, il sistema camerale si è fatto trovare pronto. Io mi fermo qua e lascio la parola a Gianni Potti, che ha avuto questa fantastica idea qualche anno fa di creare questa iniziativa che sta crescendo ormai di anno in anno. Prego, Gianni. Io salto Luca, vado dritto. Buongiorno. Innanzitutto grazie Paolo per ospitarci qui questa mattina. Paolo Grizzi è un autorevole componente del comitato scientifico di Digital Meet come Luca Di Pietro da 11 anni, quanto tempo è passato, e un grazie particolare a Francesco Calzavara per aver continuato anche quest'anno questa tradizione di fare un punto barca, come si dice, e in questo caso proiettarci da qui al 2025 con la mattinata di oggi, quindi siamo molto contenti che sia stato ospite di Digital Meet. Stamattina, dopo aver fatto un passaggio in Rai a Venezia, abbiamo aperto Digital Meet in una scuola che è il Barbarigo di Padova. Ho chiesto a 200 ragazzi se sapevano chi è Federico Faggin. Ieri abbiamo avuto Federico ospite di Digital Meet nell'anteprima al Teatro Olimpico con 500-600 persone, tutto esaurito, veramente bellissimo. E lui è un grande. Allora ho detto a questi ragazzi, io considero Faggin un grande italiano, al pari di Cristoforo Colombo, al pari di Dante Alighieri. In fondo questo signore ha inventato il microchip, per cui tutto quello che sta qui dentro in qualche modo passa per questa invenzione, e il touchscreen, abbiamo detto niente. Questo mi serve per dire che il tema dell'alfabetizzazione digitale ci tocca da vicino, anche per sapere queste cose. Magari dei ragazzetti 18-19 anni che smanettavano alla grande, bravissimi, più bravi di me di sicuro. Io cito sempre Francesco,
quando i giornalisti fai la conferenza stampa, ti guardano negli occhi e digitano, chapeau, io non sono capace, bravi nativi digitali, però i rischi della rete, la parte etica della rete o sapere un po' di storia minimale di come è cresciuta l'informatica negli anni, ecco, credo che questo sia un ruolo civico. Ecco perché stiamo chiedendo al Parlamento il digitale come materia obbligatoria di studio in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori, e abbiamo fatto una proposta appunto bipartisan, come si dice in Parlamento, perché riteniamo che sia come è stato l'inglese alla fine degli anni 90, cioè una materia fondamentale. E crediamo anche che le competenze digitali dovrebbero essere considerate come competenze di cittadinanza, cioè farle diventare necessarie in tutti i comuni, in tutte. Chiudo la battuta sul fatto che dobbiamo conoscere, anche i ragazzini devono conoscere come proteggere i propri device. È di stamattina, è di un'ora fa, la notizia di un attacco hacker, tanto la leggiamo sul giornale di domani, quindi non svelo nulla, all'azienda ospedaliera di Verona. Roba di scoperta oggi, poi sarà magari successo 6 mesi fa o chissà quando. Ecco, noi parliamo di questo quando è già successo il fatto, però pubblica amministrazione e imprese, perché spesso le imprese, passatemi il termine, si vergognano di raccontare questo ai propri clienti o ai propri possibili utenti. Ecco, credo che questo tema della cyber security sia molto importante. E allora, tra tantissimi eventi, vi invito veramente ad aprire il sito Digital Meet per vedere cosa succede in zona nostra. Siamo in 19 regioni, quindi da nord a sud. Ve ne cito 2 al volo. Una cosa molto bella online, con il professor Conti, che è un grande esperto di cyber. Abbiamo scelto un australiano, un taiwanese, un cinese e un indiano per parlare di cyber security e intelligenza artificiale. Perché? Perché noi parliamo di Stati Uniti e di Europa. Del resto del mondo, che sono i 2/3 della popolazione mondiale, non sappiamo nulla. Quindi sono io il primo curioso a imparare qualcosa. La seconda cosa che segnalo, quest'anno nel titolo Dal Commodore 64 all'intelligenza artificiale fino al metaverso, chi vuole provare gli Oculus giovedì e venerdì pomeriggio al Bo può provarli, provare l'esperienza. I nostri amici di Ukido hanno fatto la mappatura del Palazzo della Ragione ed è una cosa bellissima immergersi, perché si tratta di realtà immersiva, non solo aumentata. Detto ciò, io chiudo con lo slogan che stiamo portando in tutta Italia in questi giorni, a proposito di cosa rappresenta il digitale, e così passo la parola all'assessore Calzavara, che ringrazio nuovamente. Bisogna prepararsi al futuro e non temere il futuro. Questo è lo slogan con cui ci proiettiamo già Luca e Paolo per l'edizione dei 12 anni. Grazie. Grazie, un buongiorno a tutti, grazie a Gianni Potti che con costanza, tenacia continua a credere a questo progetto e arriva ad 11ª edizione in grande forma, diventando un progetto nazionale che ha la capacità di far sedere al tavolo di temi come quelli che anticipava, degli attori che possono essere testimonial di quella che è la grande trasformazione che stiamo vivendo, e riesce da questo punto di vista anche a tracciare traiettorie future che credo che siano le cose più importanti che interessa poi alla pubblica amministrazione. Grazie a Paolo Ghezzi per aver dato la disponibilità di questa eccellenza veneta, che dimostra come l'ingegno veneto ha la capacità poi di essere messo a disposizione delle comunità, creando un valore aggiunto come quello che fa Infocamere nel nostro territorio. Ma guardate, noi occasioni come queste credo le dobbiamo utilizzare per cercare di comprendere qual è il ruolo della regione all'interno di questa grande trasformazione digitale che stiamo vivendo.
Da una parte i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la montagna di soldi che sta arrivando sul territorio, al momento secondo me in gran parte sprecata, i fondi, la fine della programmazione 14-20, la nuova programmazione europea 21-27, risorse che sono messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni e della Regione del Veneto per cercare di cavalcare una trasformazione digitale che, come dico purtroppo, mi è capitato di dirlo anche, come dico, mi hanno invitato in una convention dove dopo ho capito che era organizzata da chi vendeva computer, stampanti, queste cose qua, e io gli ho detto, ma guardate che ho la sensazione che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza serva soltanto a cambiare le stampanti, i computer, visto che non mi hanno guardato molto bene, insomma, ma però è la sensazione che ho oggi, no? Che questa risorsa a disposizione non venga al momento utilizzata per cercare di far sì che questa trasformazione digitale possa essere lo strumento per migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione, il cittadino e le imprese, perché credo che questo dovrebbe essere il vero obiettivo. E a me capita questa più o meno felice coincidenza che, essendo anche assessore agli enti locali, stiamo facendo il piano di riordino territoriale, che è il piano che in qualche modo dovrebbe disegnare l'architettura istituzionale della regione, cercando di fare chiarezza su chi fa cosa, che è la cosa secondo me più importante, no? Perché sennò si rischia di accavallare energie, risorse e in qualche modo anche entrare in competizione su cose che forse non è giusto che sia così, invece di riuscire a creare una vera e propria sinergia tra le varie tra i vari livelli di governo della pubblica amministrazione. Ecco che allora insieme con un piano di riordino che va a dire cosa saranno le future province, cosa saranno gli ambiti territoriali sociali che diventeranno qualcos'altro, cosa possono diventare le unioni, le fusioni, sullo sfondo di questa trasformazione di funzioni c'è un elemento che lega tutto questo, che è la trasformazione digitale, perché comunque qualsiasi forma di governo, che sia quello del piccolo comune con 170 dipendenti come Laghi, dove molto probabilmente non hanno nemmeno il responsabile dell'ICT, ma magari gli è arrivati 15.000 euro per cambiare i computer, non sanno cosa fare, no? Invece di farli arrivare in regione dove magari potevamo creargli delle piattaforme abilitanti ai cittadini, cioè perdere questo tipo di opportunità è per noi un momento così anche di scoramento, perché crediamo veramente che la regione abbia dimensionalmente quella capacità, quella presenza sul territorio e quelle competenze che possono essere messe a disposizione, cercando di far convivere quello che è un altro aspetto di non poco conto, fino a dove deve arrivare la regione, qual è il ruolo della regione in termini pianificatori e dove poi c'è il mercato, perché comunque il mercato è fatto di persone che ogni giorno si svegliano la mattina cercando di vendere un computer, di vendere una nuova applicazione, di vendere un nuovo programma che possa semplificare. Quindi questo equilibrio è difficile da capire, perché alcuni livelli possono essere solo su scala regionale, altri devono essere poi demandati a livello locale, in particolar modo per la gestione dei servizi. La grande architettura dovrebbe essere di carattere regionale, come dire, la specializzazione del piccolo comune piuttosto che dell'unione dei comuni o di quelli che sono i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino dovrebbe trovare poi così, corrispondenza a chi quotidianamente ha ancora voglia di fare questo tipo di lavoro. E quindi riuscire a confrontarsi, a trovare delle linee guida, che poi è il titolo di questa mattinata, è un obiettivo importante, credo, perché permette a chi programma come la regione di capire il territorio di cosa ha bisogno e quali possono essere i partner per creare questo tipo di condizioni, no? Adesso vedevo l'altro giorno, sono andato a un'altra bella iniziativa dove c'era una sorta di boulevard di application, no? E quindi qual è il ruolo della regione? Comprare un'application e distribuirla su 563 comuni? Oppure ogni comune si compra la sua applicazione per segnalare il guasto al sindaco di turno? Ma così abbiamo la gestione del dato,
Se noi avessimo un'unica applicazione, nel momento in cui tu hai la segnalazione al comune di Maerne piuttosto che al comune di Badia Calavena, noi avremo contemporaneamente a livello regionale l'idea di quante strade sono in difficoltà. Invece così ce l'abbiamo soltanto il sindaco di Badia Calavena e il sindaco di Maerne. E Veneto Strade, che deve programmare la futura asfaltatura del Veneto, non sa quali sono i problemi che abbiamo nel nostro territorio. Ecco, il ruolo della regione è quello che crediamo, adesso compatibilmente con le risorse che avremo a disposizione, è quella di diventare sempre più un hub regionale di acquisizione di dati che abbia poi la capacità di introitarli, leggerli, ma soprattutto restituirli. Perché poi il tema è quello della restituzione. Se noi abbiamo tutta questa montagna di dati, riusciamo forse anche a leggerli attraverso tutte quelle che sono le nuove applicazioni, l'intelligenza artificiale, ma non riusciamo a restituire agli amministratori locali che magari sono qui oggi un cruscotto amministrativo digitale, rischia di diventare un esercizio di pura acquisizione senza una vera capacità di lettura, ma di applicazione poi di questo dato. Ecco, questo è quello che noi insomma cercheremo di sviluppare nel corso dei prossimi anni. Ci deve essere la consapevolezza da questo punto di vista di avere una regione che ha questa ambizione, che ha le capacità, le competenze, speriamo anche le risorse, per diventare sempre di più un punto di riferimento per quanto riguarda in particolar modo le pubbliche amministrazioni e gli enti che si collegano a loro e che poi possono trovare nel mercato dei partner che sviluppino al meglio questo tipo di servizio. Con questo obiettivo continueremo a lavorare sperando di trovare insieme con voi le soluzioni migliori per i nostri cittadini. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, quindi c'è uno spot. Forse c'è lo spot. Bene, entriamo adesso nella parte un po' più tecnica della giornata dopo i saluti iniziali di Paolo Ghezzi, di Gianni Potti e Francesco Calzavara. Ci dovrebbe essere collegato Andrea Albarelli, Università di Venezia. Andrea, ci senti? Sì, vi sento. Noi ti vediamo, ecco, io ho detto, mi hanno detto vai a destra che così ti metto, invece devo andare a sinistra, e così non ti impallo. Come stai? Molto bene, grazie dell'invito, Luca. Bene, grazie a te per aver accettato questo invito. A te è un tema non scontato, come costruire una convergenza tra il mondo della ricerca e il nuovo piano triennale della pubblica amministrazione. Hai un quarto d'ora e la sala ti ascolta con attenzione. A te. Va bene, cercherò di usarlo al meglio e di non sforare. Beh, innanzitutto appunto grazie dell'invito, io sono Andrea Barelli, insegno intelligenza artificiale all'Università Ca' Foscari e sono, diciamo, molto attivo nell'ambito del trasferimento tecnologico, quindi in qualche modo sono cosciente sia dei temi teorici sia dei temi applicativi e della messa a terra dei progetti. Oggi è una giornata di co-design, mi è stato chiesto di provare a dare qualche spunto su quali potrebbero essere i possibili ruoli e le collaborazioni dell'Accademia e dell'Università rispetto a questo tema della trasformazione digitale. Chiaramente giusto qualche spunto, il tema è molto ampio e ovviamente ci sono moltissime modalità di collaborazione. Ho provato a partire dalle azioni cantierabili che mi sono, non dico studiato, ma quantomeno letto in maniera approfondita, sono tante, sono complesse, riguardano ambiti molto diversi e ho cercato in qualche modo di fare una sintesi di quali potrebbero essere gli aspetti chiave su cui ci può essere una collaborazione, un intervento utile dell'Accademia. Devo dire che molti di questi temi li ha toccati l'assessore Calzavara poco fa. Io ho individuato due macro temi, macro aree di intervento che in realtà caratterizzano in maniera più o meno marcata quasi tutte le azioni cantierabili che ho visto e poi di riflesso anche le linee guida più in generale. Alcune sono necessità tecniche, sono quasi ovvie ma vale la pena di rimarcarle. La necessità di mantenere una coerenza naturalmente con le linee guida e gli obiettivi ai vari livelli nazionali, regionali e europei, ovviamente per riuscire a creare azioni che siano sinergiche
a tutti i livelli, una coerenza tecnologica anche interna, si parlava prima dell'interoperabilità, della capacità di condividere i dati, di condividere gli strumenti, l'aderenza agli standard, e naturalmente anche queste sono linee guida ormai consolidate, il riutilizzo del codice degli strumenti e aggiungere anche dei dati. Le altre necessità sono meno coperte, meno evidenziate nelle linee guida, nei vari documenti che ho visto, ma sono forse sottese, sono sicuramente importanti, sono quelle strategiche. Anche queste in realtà sono state toccate poco fa e riguardano invece dove si va all'interno del contesto di tutti gli assi principali dello sviluppo scientifico e tecnologico, quindi come si rapportano le azioni che si vanno ad intraprendere e sviluppare rispetto ai grandi temi dell'intelligenza artificiale. Aggiungerei anche la spiegabilità, cioè la capacità di capire come l'intelligenza artificiale prende certe decisioni che sono particolarmente importanti per i policy maker, la sicurezza, l'accessibilità, il big data, l'analytics, eccetera. E poi c'è un altro tema che è strategico, quindi che guarda alla visione a lungo termine, che è quello della formazione delle competenze interne delle risorse umane. Per contro, queste le necessità che ho individuato per la PA. Cosa fa l'università invece? Quali sono le sue missioni e come si declinano su queste necessità? Sapete che le missioni dell'università sono 3: ricerca, formazione e trasferimento tecnologico. La ricerca è ampia, fa cose molto varie, insomma in contesti molto, molto diversi e con approcci molto diversi, che vanno dalla cosiddetta ricerca blue sky, elevata e teorica, alla ricerca più generalistica e più applicativa. Nel contesto specifico della trasformazione digitale, io credo che quello che l'università può mettere sul tavolo sia il fatto di avere un'ottima conoscenza dello stato dell'arte rispetto appunto agli assi di sviluppo. Ci piace pensare di essere molto aggiornati appunto sui temi delle AI, della cyber security, del data analytics, eccetera. Abbiamo, credo, una buona capacità di analizzare e sintetizzare framework complessi, cioè di riuscire a leggere rapidamente progetti, a comprenderli, a metterli in contesto, eccetera. E naturalmente speriamo anche di avere questo, la capacità di vedere più avanti, insomma, se non altro, perché per mestiere e per competenza cerchiamo di proiettarci verso il futuro e di capire come si evolveranno le cose. Sul tema della formazione, che è la nostra seconda missione, sicuramente possiamo essere utili nel trasferimento delle conoscenze teoriche su percorsi applicativi, cioè sostanzialmente una volta che affrontiamo determinati problemi all'interno del processo di trasformazione digitale, sicuramente siamo in grado di coinvolgere i nostri studenti, sicuramente siamo in grado di trasferire conoscenza o comunque di lavorare a stretto contatto con cui poi fare l'esecuzione. E un'altra cosa che possiamo fare, c'è sempre tanto bisogno in PA, se ne è parlato in realtà a lungo anche con Luca, e riuscire a creare un canale di reclutamento che sia appetibile. La PA, si dice, è difficile per la PA attirare talenti, perché le persone vogliono andare a lavorare nelle grandi aziende di tecnologia pensando che non ci siano sfide tecnologiche nella PA, cosa che in realtà sappiamo non essere assolutamente vero, anzi sono cogenti, importanti, di grandi dimensioni, di grande respiro. E poi il trasferimento tecnologico, portare l'auto delle 2 missioni verso l'esterno, ed è quello appunto che ci proponiamo di fare. Quali potrebbero essere gli strumenti? Tanti, come dicevo. Uno a cui ho pensato, che forse non avevo proposto precedentemente, ma che lancio come spunto, di cui magari si discuterà, è quello di confezionare delle azioni di validazione scientifica e metodologica delle azioni. Io ho visto tantissime azioni cantierabili di diversa natura e secondo me ciascuna di queste, poi sono ovviamente di diverse dimensioni, di diverso respiro temporale, però ciascuna di queste potrebbe sicuramente beneficiare da un gruppo di lavoro che, preso di fatto il progetto esecutivo, quindi la fase iniziale di ciascuna di queste azioni, possa aiutare a fare sia delle verifiche che a dare delle indicazioni, chiaramente delle indicazioni nel merito delle specifiche competenze che possiamo avere all'interno dell'università. Sicuramente possiamo aiutare nella verifica della coerenza con le linee guida e l'adeguatezza del processo di sviluppo. Questa è una cosa che sicuramente la regione già fa, sicuramente fanno anche gli esecutori, ma una mano su questo può essere sicuramente un assessment aggiuntivo che aiuta anche eventualmente a migliorare i progetti esecutivi. Rilevare le criticità tecnologiche di interoperabilità, questo riguarda la nostra capacità di vedere le cose a livello di sistema, e assessment delle politiche relative ai dati e codice sorgente, vedere se tutto è adeguatamente condiviso con formati adeguatamente standard, ma forse la cosa su cui possiamo dare ancora di più il contributo è quello di avere la capacità di fare una
analisi di come l'iniziativa che si va a sviluppare, l'azione che si va a realizzare sia effettivamente adeguata rispetto al futuro dei prossimi 5, 10, 15 anni sui grandi temi che ho citato prima, dall'AI alla cyber security. E nel contesto fare formazione. Quindi questo è lo spunto che propongo, quello di pensare per ogni, non per tutte, per le azioni più rilevanti, quelle più consistenti, che poi vengono sviluppate anche assieme a un gruppo di imprese del territorio, assieme a gruppi interni alla regione, eccetera, di includere questa fase, una fase di verifica, analisi, assessment iniziale, che possa in qualche modo, da un lato, aiutare magari nel miglioramento dei progetti esecutivi e dall'altro dare dei suggerimenti aggiuntivi che magari possono portare a una visione più ampia e più di lungo periodo. In che modo questo realizza delle convergenze strategiche? Ci sono benefici in un'azione di questo tipo da entrambe le parti. In termini di ricerca, la PA beneficia della nostra competenza sviluppata all'interno della ricerca e anche della nostra terzietà nel valutare le cose che ci vengono proposte, quindi dalla parte, diciamo, di avvio dell'iniziativa e poter dare una valutazione. L'università beneficia dei casi di studio, cioè riusciamo in qualche modo a fare della ricerca sul campo, quindi avere dati reali, casi reali e sviluppare attività, quindi sia di analisi approfondita che divulgativa. Sul fronte della formazione, in realtà nel processo di validazione sicuramente si possono coinvolgere docenti che fanno parte della componente, diciamo, scientifica, dell'advisory board scientifico del processo, ma sarebbe molto utile includere anche nel team studenti, assegnisti, dottorandi, tutte le varie forme, insomma, di scholars che girano attorno all'accademia per la formazione loro, ma anche per poter dare un contributo più innovativo e magari più fresco. E altra cosa che si può fare sul fronte della formazione è predisporre meccanismi di formazione verticale, magari dei minor. I minor sono dei corsi focalizzati che noi sviluppiamo all'interno dell'università o stage sui temi che sono alla base di queste azioni di analisi e di validazione. Il trasferimento tecnologico è esattamente questo tipo di operazione. Sono concetti non nuovi, in realtà se ne discute spesso, non siamo ancora riusciti a trovare una sistematicità. Pensando a quali sono gli strumenti operativi che si potrebbero mettere in campo, uno è quello, diciamo, sono due estremi, uno è strutturale, l'altro è estemporaneo ma veicolato. Strutturale è costruire dei laboratori permanenti, cioè dei gruppi di lavoro con docenti per area tematica o anche generali, insomma, o a vari livelli, che abbiano un board scientifico e una serie di collaboratori che possono essere finanziati in vari modi, cofinanziati, si possono trovare gli strumenti per fare questo. Il gruppo di lavoro in questo modo sarebbe sostanzialmente invocabile su temi specifici, su azioni cantierabili specifiche alla bisogna. Un'altra via che non è malissimo, che andrebbe valutata, non ho la competenza amministrativa, diciamo, per capire se è fattibile, ma potrebbe essere interessante, è quello di andare all'opposto, preparare un pacchetto di validazione scientifica e metodologica che in realtà può far parte dell'attività vera e propria delle imprese che fanno lo sviluppo delle azioni, quelle più grandi naturalmente, che diventa sostanzialmente un componente che viene incluso all'interno del processo di lavoro e che produce uno specifico deliverable di validazione. È in sostanza una cosa che si potrebbe chiedere a livello di capitolato, a livello di come si consegna il codice sorgente, come si consegnano i dati, come si consegnano le determinazioni e le specifiche dei progetti, si può consegnare anche questo tipo di validazione. Può essere una cosa che può essere richiesta proprio a livello di capitolato per la fornitura di servizio. E anche questo può essere una via, soprattutto per i grandi progetti, che può essere interessante per finanziare, per rendere operative queste azioni di validazione. C'è un tema che è un tema anche questo che è sempre da prendere in considerazione. Noi, senza togliere nulla a IUAV, che però è focalizzato su altri temi che sicuramente sono coinvolti su altri tavoli, abbiamo 3 università che hanno componenti, diciamo, digitali e di ingegneria, ed è necessario anche trovare un qualche bilanciamento, coordinamento nel caso si avviassero azioni di questo tipo. Ecco. Diciamo che possiamo considerare concluso qui, così sto nei tempi. Grazie. Di lanciare uno spunto e
e vedere se poi questo attecchisce. Andrea, senti l'applauso? Grazie. Quindi grazie per il tuo intervento, per i tuoi spunti. Questo processo di validazione sarà molto interessante, anche le modalità che tu proponevi di raccordo tra il mondo della ricerca e la pubblica amministrazione, in particolare nell'attuazione delle azioni cantierabili. Grazie veramente. Lascerei adesso la parola al dottor Ludovico Anibaldi, che dovrebbe essere collegato. Grazie Andrea. Dottor Anibaldi di Agid, ci sente, ci vede? C'è. Vi sento e vi vedo, buongiorno, mi vedete, mi sentite? La vediamo, la sentiamo, buongiorno, grazie anche a lei per essere qui con noi. Lei poi ha un ruolo molto importante perché ha contribuito attivamente alla redazione di questo piano triennale della privatizzazione, anche nella nuova versione, quindi le lascerei anche a lei la parola, 20 minuti per raccontarci un po' qual è lo scenario, in questo caso nazionale, che ci proponete un po' a tutti i territori, su cui noi ci muoveremo per fare le nostre linee guida. A lei la parola. Grazie mille. Allora, intanto volevo veramente sinceramente ringraziarvi per l'invito a questo evento, e un po' perché mi fa veramente piacere a me e all'agenzia vedere l'attenzione che state ponendo al tema del piano triennale, e inoltre perché siamo sempre più convinti che il rapporto con il territorio sia fondamentale. Dato di fatto gli enti territoriali sono quelli che mettono a terra quelli che sono gli indirizzi e le strategie che vengono dettate, e quindi è fondamentale il rapporto con il territorio per non solo a valle delle attività, per vedere come sono state attuate in fase di monitoraggio le strategie, ma va fatto già in fase di definizione degli indirizzi e delle strategie, ed è quello che fra poco vedremo, insomma, che stiamo facendo. Ne siamo talmente convinti che abbiamo anche avviato molte attività anche nel corso di quest'anno, del 2023, e con diverse amministrazioni di diversi livelli, e anche ultimamente, insomma, abbiamo avviato e sono stati fatti diversi incontri laboratoriali, appunto. Quindi, insomma, anche la formula che avete adottato mi conforta, perché evidentemente è quella corretta che stiamo adottando anche noi con le amministrazioni, e anche riprendendo un po' spunto da quello che ho sentito nei precedenti interventi, e ritengo che sia fondamentale. Abbiamo fatto dei laboratori relativi alla gestione degli RD di informa associata e all'organizzazione degli uffici dei responsabili per la transizione al digitale, ma anche dei laboratori per quanto riguarda le competenze di leadership. Infatti si parlava prima della necessità di competenze. È fondamentale. Il ruolo che viene attribuito ai responsabili per la transizione al digitale è veramente complesso. Tutte le attività che devono fare richiedono una pletora di competenze enorme, e cerchiamo di supportare le amministrazioni, poi confrontandoci con loro, appunto, con delle attività laboratoriali, e le facciamo sia appunto a livello centrale, quindi le amministrazioni vengono da noi e lavoriamo insieme, ma ultimamente stiamo lavorando molto proprio sul territorio. Ultimamente siamo stati a Bari, e presto saremo ospitati anche dalla regione Toscana, e quindi veramente riteniamo fondamentale il rapporto col territorio. È una delle parole chiave del nuovo piano triennale, quindi del nuovo piano triennale che stiamo strutturando e redigendo in questi giorni. Quindi sicuramente il territorio è una delle parole chiave. E per quanto riguarda le competenze, sempre riprendendo spunto dai precedenti interventi, volevo dire che siamo convinti della necessità, appunto, di lavorare sulle competenze. Noi ovviamente, per quelle che sono le competenze dell'agenzia, anche insomma la sfera di competenze dell'agenzia, e considerate che negli ultimi 2 anni abbiamo fatto tantissimi corsi online per i dipendenti pubblici, si parla di oltre 100 corsi, e siamo riusciti ad arrivare, insomma, su circa 28.000 dipendenti. Quindi lo riteniamo fondamentale, e appunto vi ringrazio perché mi conforta, insomma, questo tutto quello che sto sentendo, e le indicazioni che sto
ricevendo da questo incontro. Quindi provo a proiettare le slide, ditemi se si vedono. Ok, non so se le vedete. Perfetto, sì, si Ok. vedono ingegnere. Allora, per quanto riguarda prima di passare insomma a quelle che sono le novità del piano triennale che mi avete chiesto di anticipare, il piano triennale sul quale stiamo lavorando in questi giorni, volevo ripercorrere un attimino quella che è stata la storia del piano triennale per capire dove stiamo andando. E fondamentalmente l'attuale piano triennale che è previsto, la cui redazione insomma è affidata all'Agenzia per l'Italia Digitale e dall'articolo 14 bis del CAD, è stata introdotta con la legge di stabilità del 2016 che appunto prevede che Agid predisponga il piano triennale per l'informatica nella PA e prevede insomma anche altre attività, ma su queste non mi soffermo in questo momento, per quanto riguarda l'acquisto dei beni ICT al di fuori degli accordi quadro. Ovviamente non è una novità nata dal 2016 il piano triennale. Il piano triennale veniva infatti redatto già dagli anni 90 e dalle precedenti anime di quella che oggi è Agid, e quindi da AIPA, dal CNIPA e da DGPA. Era però un documento differente, insomma aveva degli obiettivi differenti. In particolare si occupava di programmazione degli investimenti in ICT, ma da parte delle sole pubbliche amministrazioni centrali, quindi non c'era questo focus appunto sulle amministrazioni locali. E poi si rivolgeva in particolare a quelli che sono i progetti, ai principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni. Quindi aveva la principale differenza fondamentalmente proprio questa il pubblico al quale si rivolgeva, quindi solamente le pubbliche amministrazioni centrali, e raccoglieva quelli che erano i programmi delle singole amministrazioni. Il nuovo piano triennale, quindi, che nasce dal 2017, appunto a seguito della legge di stabilità del 2016, è diverso, ha degli obiettivi differenti. Quindi si rivolge in particolare a tutte le pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni centrali che le locali, e ha lo scopo di guidare operativamente la trasformazione digitale del Paese. L'evoluzione di questo piano appunto è stato dalla prima edizione del nuovo piano, quella del 2017-2019, che ha introdotto il modello strategico di evoluzione delle pubbliche amministrazioni, ponendo le basi per l'adozione della strategia da parte delle PA, per poi nella fase successiva, nell'edizione successiva, quella 2019-2021, avere una versione che dettagliava l'implementazione di questo modello strategico. La versione successiva si è focalizzata invece su quella che è l'adozione di azioni specifiche da parte delle pubbliche amministrazioni e ha introdotto un approccio orientato in modo molto puntuale sulla misurazione dei dati, quindi sul monitoraggio, che è un'altra delle parole chiave del nuovo piano triennale, quindi sicuramente territorio e monitoraggio. Per quanto riguarda poi le successive edizioni, di cui l'ultima, insomma, quella attualmente in vigore, sono edizioni che hanno mantenuto la struttura della precedente edizione, ma si sono focalizzate proprio sulla realizzazione di quelle che erano le azioni previste all'interno del piano e dei precedenti piani, e sul monitoraggio dei risultati rispetto agli obiettivi che si erano definiti. Allora, visto che si tratta appunto di un laboratorio e quindi dobbiamo dare anche delle indicazioni operative, volevo fare una breve panoramica su quello che è il format per la redazione del piano triennale. E intanto partiamo da quello che è il modello strategico che è alla base del piano triennale, e quindi si parla di un modello strategico di evoluzione dei sistemi informativi che immagino insomma sia conosciuto un po' da tutti, è un modello per layer e individua dei layer orizzontali e dei layer trasversali. E abbiamo quindi i layer orizzontali, che sono i servizi, i dati, le piattaforme e le infrastrutture, e i layer trasversali che sono appunto l'interoperabilità e la sicurezza, e che
intervengono in ogni layer orizzontale e ne rafforzano il valore e la qualità nel dispiegamento delle azioni. C'è poi un ultimo, diciamo, più che layer, uno strato che avvolge il tutto, che è quello della governance, e quindi della gestione di quelle che sono le indicazioni per la gestione del processo di trasformazione digitale. Partendo quindi da quello che è il piano, il modello strategico, è stata appunto definita una struttura del piano triennale, quella che abbiamo tuttora, quella del 2022-24, che prevede una parte introduttiva dove abbiamo tutti quelli che sono i principi guida e vengono definite le strategie, e c'è poi la seconda sezione, che è quella relativa alle componenti tecnologiche, e sono una per ogni layer, e poi c'è tutta la parte di governance, dove si forniscono delle indicazioni operative per quello che riguarda tutta la parte di governance. Si parla appunto di competenze digitali, e vengono fornite delle indicazioni puntuali alle pubbliche amministrazioni. La struttura di questi capitoli: ciascun capitolo ha la medesima struttura, e quindi si ha una prima sezione che è dedicata all'introduzione, quindi si ha una breve descrizione di quelli che sono gli ambiti di intervento previsti nel capitolo. C'è poi una parte relativa al contesto normativo e strategico, quindi con la sintesi dei riferimenti a tutte le strategie relative a quella componente. Nel piano triennale attuale vigente è stato fatto anche un forte lavoro per quanto riguarda il raccordo con quelli che sono le strategie, le nuove strategie appunto, e gli obiettivi del PNRR. E la terza sezione è quella relativa agli obiettivi e risultati attesi, quindi qui vengono appunto introdotti quelli che sono gli obiettivi relativi a ciascuna componente, e vengono poi sviluppati in risultati attesi e in target, quindi partendo anche al fine del monitoraggio, appunto, di poter verificare poi annualmente qual è lo stato d'avanzamento e capire appunto come indirizzare le nuove strategie, e viene definita una baseline e i successivi target annuali, che sono sia qualitativi che quantitativi. E poi c'è tutta la parte relativa alle azioni, le azioni che devono svolgere sia i soggetti istituzionali preposti, quindi possono essere Agid e il Dipartimento per la trasformazione digitale, ma il paragrafo appunto è chiamato gli altri soggetti istituzionali, che poi cambiano ovviamente rispetto a ciascuna componente in base all'area di competenza. E poi ci sono invece quelle che sono le linee di azione e le attività che sono in capo a tutte le singole pubbliche amministrazioni. Quindi, per quanto riguarda il supporto alle amministrazioni, anche nella redazione del piano triennale, questo diciamo che è un'altra delle parole chiave del nuovo piano triennale, è quella degli strumenti. E già qui l'idea era quella di fornire degli strumenti concreti alle pubbliche amministrazioni per aiutarli nella redazione del piano triennale. Quindi che cosa ha fatto Agid? Ha fatto un percorso di coprogettazione, quindi abbastanza in linea con quello che state facendo anche voi, e con un gruppo pilota di amministrazioni, sia centrali che locali, di diversi livelli, e ha definito un modello standard per la redazione del piano triennale, e quindi quello che insomma è conosciuto come il format del piano triennale. Gli obiettivi ovviamente sono quello di uniformare e rendere omogenei i piani triennali rispetto anche al piano di Agid, e facilitare le attività di redazione del piano di ciascuna amministrazione, e poi supportare il monitoraggio delle iniziative digitali previste all'interno del piano triennale Agid e quello di ciascuna amministrazione. Questo format, che trovate online ovviamente e sul sito di Agid, contiene diverse tipologie di indicazioni. Insomma, si va da istruzioni generali per quanto riguarda l'indicazione alla pubblicazione, diciamo è molto pragmatico, dando indicazioni per la pubblicazione, le indicazioni operative per la redazione e le regole stilistiche alle quali attenersi. Poi fornisce delle indicazioni appunto su quelli che sono gli elementi costitutivi del capitolo, dei diversi capitoli, con le note per la redazione, e dà anche un'indicazione di quello che
è consigliato come percorso di redazione, quindi quali sono la sequenza di attività per raggiungere l'obiettivo, insomma, della redazione del piano triennale. Questo era per dare, insomma, una panoramica e spero anche qualche indicazione operativa per il laboratorio. E il nuovo piano triennale, invece. Piano triennale che già dall'indicazione delle date, insomma, vedete una delle novità. Il piano triennale 2024-2026. Allora, come vi dicevo, siamo fermamente convinti che il coinvolgimento di tutti gli stakeholder sia fondamentale e già dalla fase di individuazione dei principali indirizzi e delle strategie. Quindi stiamo coinvolgendo 3 grandi aree di stakeholder. Il primo sono le pubbliche amministrazioni e diciamo, insomma, è la modalità più che altro con la quale li stiamo coinvolgendo. La novità, ma questo era abbastanza consolidato. Abbiamo previsto poi il coinvolgimento di quello che è il mondo dell'università e della ricerca e anche quello delle associazioni di categoria SIT. Quindi, per quanto riguarda il primo gruppo di stakeholder, quello della pubblica amministrazione, è stato formato un tavolo di concertazione permanente per la redazione condivisa, dove sono coinvolte tutti i livelli di amministrazione. Quindi abbiamo pubbliche amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, e veramente a tutti i livelli. Successivamente è previsto una condivisione dell'impostazione dei contenuti del piano e un recepimento dei feedback da parte del mondo dell'università e della ricerca e anche a seguire un confronto e un recepimento di feedback ovviamente da parte delle associazioni di categorie SIT. Quindi diciamo che stiamo cercando di coinvolgere un po' tutto il mondo che viene coinvolto appunto da quelli che sono i temi del piano triennale. Il tavolo di concertazione, quindi il primo step è stato proprio questo. È stato costituito il tavolo di concertazione dove ovviamente viene gestito da Agid, ma vede coinvolti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e diciamo che questi ovviamente sono le amministrazioni centrali con un determinato che curano determinati aspetti toccati dal piano triennale, ma ci sono poi diverse altre amministrazioni che portano il loro contributo, quali grandi amministrazioni come INPS, INAIL e Istat, che viene coinvolta anche per tutto quello, vi dicevo appunto che una delle parole chiave di questo piano triennale è il monitoraggio e ovviamente Istat gioca un ruolo fondamentale rispetto a questo aspetto, ma ci sono anche delle aziende statali come PagoPA, IPZS, e poi c'è un forte coinvolgimento, come dicevo già dall'inizio, di quelli che sono gli enti territoriali. Quindi partecipa al tavolo la Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ma sono al tavolo anche ANCI e UPI. Allora, l'obiettivo qual è? È appunto la partecipazione degli enti centrali che guidano la governanza del digitale, ma anche quello degli enti locali, regioni, province e comuni, e per garantire l'ascolto dei territori e per far emergere tutte le istanze e recepirle all'interno del piano, appunto. Quindi sia un approccio bottom-up. Perché nasce il tavolo di concertazione? L'abbiamo detto, fondamentalmente gli obiettivi sono quello dell'ascolto, quindi il confronto e l'ascolto delle istanze di tutte le amministrazioni, il coinvolgimento già dall'inizio dei principali attori della trasformazione digitale, proprio per definire quella che è la struttura e i contenuti del piano, e la redazione. Tutti quanti partecipano materialmente alla redazione del piano triennale. Quindi, per quanto riguarda
un elemento ulteriore che voglio darvi è che sono previsti ovviamente degli incontri in plenaria con tutte le amministrazioni, già sono stati svolti 2 incontri con il tavolo di concertazione, ma poi ovviamente c'è un lavoro continuo e puntuale con le singole amministrazioni e a breve, anche perché entro la fine dell'anno porteremo all'attenzione del sottosegretario il nuovo piano triennale, quindi l'obiettivo è completare il piano triennale entro la fine dell'anno e già stiamo lavorando, insomma nei prossimi giorni lavoreremo alla redazione puntuale di singoli capitoli. Allora, le attività del tavolo di concertazione, quali sono gli ambiti? La strategia. Allora, uno dei temi che abbiamo portato al tavolo è quello appunto dei tempi e della sequenzialità della pubblicazione del piano triennale. Questo è uno dei ragionamenti, un ragionamento fondamentale perché volevamo, l'obiettivo è arrivare a definire un piano triennale che dia delle indicazioni che siano valide già per l'anno in corso, l'anno nel quale si propone, senza dare insomma delle indicazioni magari già per periodi che sono passati. E si sta vedendo il modello strategico, rivedendo anche il modello strategico per l'informatica e stiamo anche rivedendo la struttura del piano. Ovviamente per quanto riguarda la redazione si sono definiti quelli che sono i ruoli, gli impegni e le tempistiche per la redazione e i contenuti di ciascun capitolo. Quindi stiamo rivedendo un po' più che la struttura, proprio i contenuti del piano. Allora, le novità. Qualche anticipazione posso darvi appunto questa. La prima è quella dei tempi. Si è previsto di prendere un triennio fisso di riferimento e di fare degli aggiornamenti annuali alla fine di ogni anno. Quindi l'obiettivo appunto è quello di fare un piano triennale che sarà il 24-26 con degli aggiornamenti annuali. Il modello strategico. Ancora stiamo finendo, insomma, mettendo a punto le ultime cose per quanto riguarda la definizione del modello, ma per quanto riguarda l'impostazione di massima sarà quella dell'attuale modello, ma ci sono sicuramente degli elementi di novità che verranno introdotti. La strategia. Quindi si sta facendo un lavoro molto puntuale su quello che è l'ampliamento e l'attualizzazione della strategia e l'aggiornamento di quelli che sono i principi guida, questo ovviamente anche sulla base di quelle che sono le tendenze anche del momento e gli obiettivi che ci si sta ponendo a livello nazionale e internazionale. E i contenuti, c'è un aggiornamento dei contenuti dei capitoli con particolare attenzione all'allineamento a quanto previsto dal PNRR. Come vi dicevo, una grande attenzione al tema del monitoraggio con la revisione degli indicatori, anche per renderli coerenti rispetto ai programmi europei come il Digital Decade. E poi un'altra grande novità è appunto quella degli strumenti per la PA. L'obiettivo è cercare di dare, così come stiamo facendo anche con i diversi laboratori, degli strumenti concreti alle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del piano triennale. Quindi l'obiettivo è quello di individuare, di fare dei capitoli appunto dedicati all'approfondimento di strumenti operativi e anche a mettere a fattor comune dei casi d'uso, degli use case, delle buone pratiche, buone e meno buone pratiche, e mettendo a fattor comune quelle che sono le esperienze di altre amministrazioni. E quindi l'obiettivo è anche definire delle checklist, dei tool che possono essere sia legate alle singole componenti tecnologiche, ma altre saranno di più ampio respiro, quindi saranno trasversali e sarà dedicato un capitolo o dei capitoli ad hoc per quanto riguarda appunto l'individuazione di questi strumenti. Ok, per quanto riguarda la presentazione, scusate che stacco lo schermo, ok. Non so se ancora vedete le slide, no? No. Quindi diciamo queste sono
principali novità. La condivisione con tutte le amministrazioni è stata fondamentale. Volevo dire che anche per quanto riguarda l'apporto che stanno dando le regioni, i comuni e le province è veramente fondamentale. Io ho concluso. Grazie. Sarà ovviamente nostra cura anche farle avere la sintesi dei lavori di oggi, in modo tale da poter in qualche modo dare anche il nostro contributo a questa parte di definizione del nuovo piano triennale 24-26. Abbiamo ascoltato con molto interesse le novità. Sicuramente quella del monitoraggio ci fa piacere, ma ci fa molto più piacere questo approccio al territorio, che per noi diventa fondamentale, perché pensiamo di poter dare degli spunti sicuramente utili per la definizione di un quadro di pianificazione nazionale sicuramente innovativo. Quindi grazie dottore, ci vediamo presto e sarà nostra cura mandarle tutto. Grazie ancora per la sua disponibilità. Bene. Entriamo quindi un po' con una mia breve presentazione. Chiedo anche a Antonino di venire qui, visto che poi lui vi presenta la modalità organizzativa, di raccontarvi come abbiamo pensato di organizzare questa seconda parte della mattinata. In primis vi dico, vediamo se ce la facciamo, vi racconto due parole veramente, perché altrimenti sforiamo un po' i tempi e facciamo più tardi quello previsto, sul nostro modello di governance. Noi, come sapete, abbiamo un modello di governo della trasformazione digitale. Tutte le slide, scusate, lo volevo dire prima, che abbiamo oggi presentato e che hanno presentato anche gli interventi precedenti, li mettiamo a disposizione ovviamente nella nostra intranet. E il nostro modello di governance ovviamente è orientato a gestire diverse tipologie di piattaforme che riguardano i servizi, i dati, le piattaforme abilitanti, le infrastrutture, l'interoperabilità, la sicurezza informatica, oggi più che mai, visto anche le notizie che citavano prima stamattina dell'attacco all'azienda ospedaliera di Verona, le leve per l'innovazione e la trasformazione digitale intesa come messa a terra dei processi e dei finanziamenti ottenuti. Ovviamente questi ambiti vengono in qualche modo definiti in un processo che per noi è fondamentale e che parte dall'animazione degli stakeholder, di tutti i soggetti interessati. Mi permetto solo di fare una piccola annotazione, ma non perché sia qualcosa di diverso, ma solo perché noi forse siamo in una visione anche un po' più olistica. Tra gli stakeholder noi consideriamo importanti anche i cittadini. Oggi abbiamo una rappresentanza importante delle associazioni di cittadini, perché oltre al mercato, alla pubblica amministrazione, all'accademia, al mondo della ricerca, pensiamo che anche gli utenti finali siano un soggetto importantissimo della nostra programmazione. Quindi oggi abbiamo proprio anche un tavolo, quindi vedo lì un plotone di colleghi delle associazioni del mondo dei cittadini, dei consumatori, che gentilmente hanno accettato il nostro invito, e per noi rappresenta anche un elemento un po' di differenziazione rispetto al livello nazionale, ma che secondo noi porterà sicuramente valore alla giornata di oggi. Quindi attraverso l'ascolto di fabbisogni, lo sviluppo di competenze digitali, la messa a disposizione di servizi, ovviamente servizi che poi devono avere anche un'attività di supporto e di affiancamento. Questo è quindi il nostro modello a quadrupla elica, o quantomeno a 4 soggetti fondamentali: cittadini, accademia, pubblica amministrazione e mercato. Ovviamente la parte di articolazione della pubblica amministrazione, come ben sapete, perché noi parliamo della pubblica amministrazione, ma le pubbliche amministrazioni sono tantissime. Noi cerchiamo di avere anche qui un approccio di coinvolgimento di tutti i livelli, lo diceva prima anche il nostro assessore, all'interno di un meccanismo di riorganizzazione dei livelli istituzionali che sia funzionale a cogliere le nuove sfide che anche la trasformazione digitale mette in atto, dall'ANCI ai soggetti aggregatori digitali, alle autorità urbane, agli RTD, ai GTA, alla coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali, alle comunità degli operatori, passando per l'accademia, ai cittadini e al mercato ICT. Uno snodo fondamentale al nostro territorio per poter poi dispiegare e portare a termine le azioni cantierabili. Noi non abbiamo, il Veneto non ha una società in house, quindi il mercato è partner fondamentale di questo meccanismo di attuazione. Cosa abbiamo fatto? Ecco, oggi siamo a ottobre, 23 ottobre, abbiamo già lavorato un po' nei mesi scorsi grazie a un gruppo coordinato da Nicola Freddo, che ha fatto
fatto nei mesi di luglio una serie di questionari online, abbiamo raccolto diversi centinaia di questionari, abbiamo fatto dei focus group a settembre e oggi siamo qui a confrontarci in questo laboratorio di condivisione per entrare nel vivo delle azioni cantierabili. Che cosa faremo del risultato del lavoro di oggi? Una cosa l'avete capita, la manderemo a Roma per condividere con i nostri amici, i nostri colleghi di Roma, ma in realtà la porteremo a un tavolo politico, strategico che è stato costituito 9 mesi fa, che si chiama Consulta dell'Innovazione, che è il tavolo dove, presieduto dal nostro assessore Francesco Scalzavare, che ha come componenti tutti i consiglieri, gli assessori delegati sul tema dell'innovazione, delle città capoluogo e fondamentalmente delle province. Quindi il lavoro di oggi diventerà poi, attraverso questo passaggio strategico politico, un lavoro interno fondamentale nella nostra attività di programmazione dei prossimi anni. Un lavoro che non è che abbiamo inventato metodologie sconvolgenti, ma che prova a mettere ordine a questo percorso, capire a che punto siamo, capire analisi delle SIS, capire dove vogliamo andare, tenendo conto ovviamente degli indirizzi strategici del nuovo piano triennale nazionale, degli obiettivi strategici dell'Agenda Digitale 2025 e perché no anche del decennio digitale promosso recentemente dalla Commissione Europea, valutare i gap, capire quindi quanto ci manca e poi assieme a voi definire le priorità di azione. Questo è il percorso che ci auguriamo in quest'ora di lavoro i tavoli riescono a fare. Ovviamente sappiamo che è anche un'attività sfidante per il tempo a disposizione, ma rappresenta sicuramente un tassello fondamentale per poi definire un documento condiviso. Io ho finito. Ho guadagnato qualche minuto, se anche tu Antonino riuscirai a guadagnare qualche minuto. Ma io sarò brevissimo, grazie Luca. Intanto volevo ringraziare tutti i colleghi, sia i colleghi dell'Accademia, che abbiamo visto l'intervento di Andrea, i colleghi della pubblica amministrazione, i colleghi delle aziende, ma volevo ringraziare soprattutto i rappresentanti dei cittadini, perché oggi plasticamente diamo una dimostrazione di quello che è stato un po' sempre la nostra tendenza, no Luca, in questi anni. Cercare di mettere al centro i cittadini significa coinvolgerli nelle nostre azioni e farli diventare dei protagonisti. Diciamo che non è semplicissimo, però ecco, questo è un punto di attenzione. Io veramente vi rubo 2 minuti dicendo solo una cosa, poi magari lascio la parola al buon Nicola, che magari ci spiega un po' nel dettaglio come andrà avanti il lavoro di questa mattina. Però ecco, la cosa che mi interessava condividere con voi è questa. Noi oggi in qualche modo facciamo una sintesi di un lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, in cui ci siamo incontrati, abbiamo cercato di capire, come diceva giustamente Luca, l'ESIS, il 2B, e poi ci siamo interrogati a come recuperare il gap con queste azioni cantierabili. Però ecco, questo è un punto di partenza, Luca, no? Nel senso che poi il vero problema non sarà solo individuare le azioni strategiche da fare, ma sarà poi come metterle a terra. Naturalmente questo è la vera sfida. La spinta che può darci la consulta per l'innovazione, quindi il fatto che i nostri amministratori possano approvare questo documento è sicuramente fondamentale, perché ci dà gli strumenti poi per realizzare queste azioni, ma sicuramente la vera problematica sarà poi come metterle a terra le azioni. Sappiamo quanto è complicato, sappiamo quanto il nostro territorio è frammentato con centinaia di enti, sappiamo che questa idea che noi stiamo cercando di portare avanti, di non solo coprogettare ma anche di co-realizzare, è una sfida ancora più impegnativa. Tuttavia io mi sento di dire che già rispetto a quello che abbiamo fatto, ed è stato molto, ci sono tutte le condizioni per poter essere a fianco agli enti del nostro territorio, che sono
veramente molti che hanno bisogno di una mano in questi processi, ma soprattutto abbiamo bisogno di avere a fianco i cittadini che ci supportino in questo percorso. E la chiudo qua, se no vi addormentate. E chiediamo la cortesia a Nicola di venire qui. Io oggi non vi chiediamo se conoscete Fagin, perché secondo me l'età media di questa mattina era più bassa. Oggi voi lo conoscete e quindi dobbiamo pensare in grande. Nicola, come ci organizziamo? Sì, 2 o 3 indicazioni operative. Abbiamo anche dei colleghi che ci seguono da remoto, quindi adesso noi creiamo delle stanze virtuali, una per il tavolo cittadini, una per le pubbliche amministrazioni, una per le aziende CT, e per i presenti ci spostiamo nelle salette a lato, uscendo qui a destra. La prima Fresia 1 è dedicata alle pubbliche amministrazioni e sarà condotta da Stefano De Colle e Maristella Bolgan, colleghi di Regione del Veneto. Nella Fresia 2 il tavolo delle aziende ICT, che anche oggi sono qui con noi, che abbiamo convocato anche che pensiamo che sia un altro degli soggetti a cui fa riferimento per lo sviluppo della trasformazione digitale, e sarà presieduto da Antonino Mola e Luca De Pietro, con il supporto di Veronica Gobba e Andrea Masiero. E nell'ultimo tavolo, sala 3, se potete attendermi cittadini, qui dentro poi vi accompagno assieme, siete con me, Nicola Freddo, e siamo nella sala 3 Fresia. Al termine, quindi stiamo nelle 12:15, ci rivediamo qui fra un'ora esatta? Allora, un'ora esatta, sì, sforiamo un attimo, va bene, un'ora di tempo, poi ritorniamo alla sala centrale. Ci sarà una breve restituzione, 5 minuti per gruppo, così proviamo un po' a recuperare, poi non sarà mai 5, però vi invito quindi a questa sessione di lavoro. Trovate qualcuno che poi relaziona, trovatelo subito, così sarà più facile poi nel condurre il gruppo e anche nel chiuderlo. Ci vediamo allora in questa sala alle 12:15 per la restituzione. Buon lavoro a tutti. Grazie. Proviamo a ripartire e a fare questa ultima sessione. Dai, un quarto d'ora resistiamo, perché poi abbiamo anche la visita. E siamo tutti? Antonino? Provi a chiamare l'ingegnere Barichello, che dovrebbe chiudere lui poi, così ascolta. Partiamo in stretto ordine alfabetico. Abbiamo 3 rapporteur o 3 persone che si fanno carico di restituire i lavori. Del tavolo della pubblica amministrazione. Dov'è? Abbiamo perso il nostro... Eccolo qui! Stavo chiamando in 3 rapporteur per chiudere, così tu puoi chiudere, poi Paolo. Pubblica amministrazione, chi viene? Alberto si è offerto. Poi abbiamo il tavolo aziende ICT, chi si offre del tavolo a Mola, un altro che si è offerto volontario, e il tavolo cittadini Paola. Allora vi lasciamo il posto e poi Paola, a te la chiusura. Paolo. Parto subito. Hai 5 minuti però, Alberto. Sì, non preoccuparti, sarò sintetico, anche perché non ho preso io gli appunti. E c'è qui, e mi ha detto fai tu, e quindi adesso devo solo andare a memoria. Stefano ha preso appunti, va bene, non importa, penso di avere un po' di memoria ancora, mi è rimasta. Allora, diciamo che si è navigato parecchio, ma si è concentrati principalmente sull'aspetto del ruolo dell'RTD e soprattutto su quello che potrebbe essere diciamo un riassetto proprio di questo ruolo, ma in termini di competenza anche sovracomunale, no? Nel senso che il grosso problema, insomma, che penso che sia palese, che i comuni sotto una certa dimensione fanno una grande difficoltà, perché l'RTD è un ruolo
acquisito o dal segretario o dal ragioniere o quant'altro, e di conseguenza questa, diciamo, non riesce sicuramente a portare avanti tutte quelle che sono le sue attività, proprio come RTD, e quindi essere anche efficace. Quindi intanto ci si è concentrati sull'aspetto qual è, diciamo, la forma, e quindi la forma aggregativa associativa sicuramente è quella che ha, insomma, riscontrato consenso. Quale contenuti, al di là della norma, dopo dal punto di vista operativo? Beh, intanto scusate, mi stavo dimenticando, non tanto l'RTD, ma un ufficio siamo responsabili di transizione digitale, quindi non solo una figura, come diceva mia nonna, Uniola, ok, ma non mai sentita questa, no? Vedi, non sei padovano. Allora, anch'io quando me l'ha detto la prima volta l'ho guardata così, però insomma. E quindi un ufficio diciamo, della transizione digitale, una particolare naturalmente attenzione a tutto quello che è il mondo sia della strategia, ma qui deriva un po' anche naturalmente la strategia nazionale, regionale, quindi un dispiegamento in ottica naturalmente locale della strategia, e dopo una grande attenzione agli aspetti contrattuali. Quindi quello che manca naturalmente è anche una competenza in termini contrattuali, non sto parlando dei codici appalti, mi fermo un po' prima, gli aspetti tecnici, ok? Poi naturalmente c'è anche l'aspetto del codice degli appalti, ma principalmente sono tutti quegli aspetti legati a cosa contrattualizzare il capitolato d'oneri proprio, quindi verso le aziende e quant'altro, quindi anche questo. Poi c'è stato invece un altro focus un po' minore, perché questo ha preso maggiormente, insomma, enfasi negli interventi, è stata la questione legata ai dati, quindi sicuramente la necessità di diciamo, concentrarsi diciamo, con maggior energia sui dati, con una strategia che può passare naturalmente da un lato, questo è un suggerimento più a livello del piano nazionale, nel definire, dove ancora non è stato fatto, quelli che sono un po' gli standard di rappresentazione del dato. Ci sono alcuni ambiti in cui, o perché è già centralizzato, quindi infocamere, quindi la standardizzazione de facto avviene perché è centralizzata, o ANPR, oppure diciamo ci sono dei standard già definiti, non so, i dati cartografici o quello che è la cooperazione applicativa, ad esempio nei protocolli, ad esempio ci sono le nuove linee guida di cooperazione, ci sono alcuni ambiti ancora in cui questo non è ben definito. E un suggerimento, questo l'ho dato io personalmente, è quello di far sì che la piattaforma Veneto Data Platform si faccia un po' anche da interfaccia verso quelli che sono i mondi della cooperazione applicativa e di terzi, di altri, insomma. Quindi questo per non frammentare alcune tipologie di dati, sto parlando, per non frammentare tutto quello che è la cooperazione applicativa nell'ambito soprattutto di open data da parte di utilizzo anche di terzi nel mercato e così via. Questi sono stati nel poco tempo che abbiamo avuto, se non ricordo male, Stefano, altro da aggiungere? No? Perfetto, ho cercato di sintetizzare in 5 minuti un'ora di discussione con una quindicina, anzi di più, anche una ventina di interlocutori. Bene, bravi. Adesso Antonino, tavolo azienda ICT, altrettanto breve, però hai appunti, vedo, quindi brevissimo non sarà. Sì, no. No, intanto volevo ringraziare il tavolo perché è stato per me molto interessante e utile, e mi viene in mente che ne dovremmo fare più spesso perché sono emersi vari spunti. Il primo spunto riguardava il riuso e quindi le politiche della Regione del Veneto nell'adottare lo strumento del riuso per aumentare la capacità del mercato di portare innovazione. Il secondo punto sul quale ci siamo confrontati sono i sistemi di aggregazione. Dalla discussione è emerso quanto oggi ci sia bisogno, soprattutto per i piccoli enti, di avere dei sistemi di aggregazione che possano consentire al piccolo comune anche di intercettare la trasformazione nel migliore dei modi.
Un ulteriore elemento che è emerso, legato anche un po' ai modelli di riuso, è anche quale modello di business le aziende del nostro territorio possono in qualche modo pensare per promuovere il riuso, ma per essere più incisive all'interno del mercato. Un ulteriore elemento che è emerso è il tema della comunicazione e quindi la possibilità di investire, la necessità di investire in sistemi che possano consentire di raggiungere anche il piccolo comune con alcuni messaggi fondamentali. Il concetto sempre poco in qualche modo sviluppato delle competenze digitali, perché anche quello è un elemento che le nostre aziende trovano come un problema nel momento in cui si approcciano a questi enti, ma hanno interlocutori non sempre così capaci di affrontare i temi. Una proposta per individuare una sorta di codice etico delle aziende ICT del nostro territorio, perché è emerso quanto sia oggi importante poter anche sostenere le piccole aziende del nostro territorio che producono un gran valore, che hanno bisogno in qualche modo di essere sostenute anche dalla pubblica amministrazione. E poi un ultimo tema che poi insomma è appassionante, però non avevamo abbastanza tempo, ed è, bene, oggi stiamo distribuendo tecnologia. Il PNRR metterà a terra 100-150 milioni di euro di tecnologia, ma siamo sicuri che questo sarà la chiave di volta del successo di un ente per erogare dei servizi, oppure avremo semplicemente innovato un po' i bilanci delle aziende ICT, un po' i costi dei comuni, perché si tradurranno inevitabilmente in costi ricorrenti? E quindi il tema con il quale ci siamo lasciati, e la domanda che magari lascio a tutti è: bene, le tecnologie d'accordo, ma il valore, il servizio al cittadino? Bene, grazie Antonino. Adesso Paola Da Monti, Federconsumatori, ci descrive il tavolo sui cittadini, che è effettivamente sicuramente un tavolo di interesse per capire anche l'altro lato della chiamiamola barricata, se non è corretto dire barricata, l'altro lato appunto di chi usufruisce dei servizi della pubblica amministrazione. Prego Paola. Allora, noi del tavolo dei cittadini, del gruppo di lavoro dedicato ai cittadini, eravamo rappresentanti delle associazioni consumatori qui sul territorio, quindi non solo Federconsumatori, ma anche ADOC, Adiconsum, Casa del Consumatore e Lega Consumatore. La nostra discussione si è sviluppata soprattutto per quanto riguarda il progetto sperimentale Digital Mentis che stiamo seguendo in collaborazione con la Regione Veneto, chiaramente, che è un progetto volto ad aiutare le persone che hanno difficoltà dal punto di vista digitale, quindi soprattutto gli over 65 per una questione chiaramente anagrafica, ma la vulnerabilità sotto questi aspetti devo dire che trascende l'età anagrafica, l'istruzione e la formazione, perché tutti quanti possono trovarsi in difficoltà magari da trovarsi davanti a un sito della pubblica amministrazione che magari chiede certe identificazioni, eccetera. Finora abbiamo aiutato 2200 cittadini da febbraio con questo progetto, persone che magari non avevano lo SPID, persone che non sapevano come accedere all'anagrafe digitale e tanti altri servizi. Facendo queste considerazioni siamo arrivati a 3 proposte importanti che vorremmo lasciare. Allora, sicuramente vorremmo che fosse implementata la comunicazione tra tutte le parti in gioco, perché è giusto che questa semplificazione digitale aiuti i cittadini, ma è anche giusto che le applicazioni e gli strumenti siano a misura di cittadino, cioè che i cittadini siano effettivamente poi in grado di utilizzarli correttamente e anche sapere che esistano, perché a volte i cittadini non sanno neanche che possono, invece che andare allo sportello, molte cose farle comodamente da casa, da computer.
Un altro aspetto importante è quello della formazione continua. Con Digital Mentis abbiamo avuto accesso a 100 ore di formazione per ogni facilitatore digitale. Noi vorremmo che questa formazione non fosse una tantum, ma fosse continua, ogni aggiornamento ci fosse comunicato proprio per essere in grado di aiutare i cittadini a conoscere quali sono i loro diritti minimi digitali e a conoscere quali sono le offerte della pubblica amministrazione per loro. Come terzo aspetto vorremmo che questa forma di facilitazione digitale, quindi questi sportelli a cui i cittadini possono rivolgersi quando sono in difficoltà ad accedere sui siti della pubblica amministrazione, diventi una sorta di livello minimo di servizio, una sorta di help desk in presenza a cui il cittadino può rivolgersi quando ha delle necessità, quando non riesce ad accedere a un certo sito, quando non riesce a capire un servizio come funziona. E queste sono le nostre idee, le nostre proposte, e speriamo di avervi lasciato qualche buona idea e qualche buona proposta. Sicuramente, Paola. Sì, concludendo, sarò brevissimo. Quindi abbiamo visto la necessità di condivisione di strumenti come codici sorgenti, condivisione delle competenze, comunicazione, formazione e assistenza. Noi siamo, come pubblica amministrazione locale, siamo costretti anche a trovare questo tipo di soluzioni e chiedere alle aziende e ai siti di seguirci su questo percorso, anche perché ho notato, io andando sul sito dell'Agit, che ho trovato un documento sulla spesa ICT della pubblica amministrazione in genere e ho notato un gap notevole tra quella che è la PAC e quella che è invece la PAL. Ho notato di fatto che, per esempio, il personale dedicato all'ICT nella pubblica amministrazione si aggira intorno al 2,5-3, che è un po' quello che viene definito dalla letteratura, mentre nella PAL ci attestiamo solo all'1,5. Quindi già da qui vediamo noi come pubblica amministrazione locale gli sforzi che dobbiamo fare, che un po' sono stati descritti nei tavoli, per arrivare a raggiungere i livelli che magari la pubblica amministrazione centrale fa. Quindi ovviamente gli sforzi quindi che noi dobbiamo fare sono tanti. Ringrazio tutti i nostri colleghi e collaboratori che hanno contribuito all'evento di oggi. Vi ringrazio voi di essere venuti qui presenti e niente, vi ringrazio ancora e chiudiamo qui. Due micro comunicazioni di servizio, c'è un leggerissimo aperitivo. Un aperitivo, non è un lunch, è un aperitivo, non è neanche rinforzato, aperitivo, e poi alle 13